There's not a single day that passes without you on my... Il rinnovato punto vendita Leonardi Gioielli presso il centro commerciale Catanè. Devo dire, ancora una volta avete fatto centro per eleganza e qualità. Grazie mille dei complimenti. Sì, sono molto contenta di questo nuovo punto vendita. Naturalmente, come vede, è più grande, più comodo. E cerchiamo di rinnovarci, soprattutto per dare, diciamo, un servizio migliore ai clienti, che qui possono avere spazio, e anche per mettere, diciamo, nuovi marchi. Abbiamo cercato di aumentare l'offerta per i clienti e vedo che, insomma, i clienti apprezzano molto questo cambiamento. Devo dire che sono sempre carini e ci vengono a trovare più volentieri e ci fanno anche i complimenti, e questo naturalmente ci gratifica molto. Caspar, la bellezza, il gioiello, ma l'uomo soprattutto. Sì, normalmente quando si associa il gioiello o la moda in generale si associa sempre alla donna. Questa volta, meno male, c'è stato anche un pensiero per noi uomini, poverini, che siamo sempre un po' di nicchia rispetto alla donna. Gioielli molto particolari, da diciamo uno style molto moderno, però che non lascia poi anche completamente anche la fantasia di un articolo un po' più ricercato e un po' più glamour, anche un po' retro, ecco, sotto certi punti di vista. I materiali ovviamente sono moderni, si cerca di dare personalità e quindi anche gusto. Io la prima volta che ho visto il gioiello, in particolare questo di Aragonesi, sono rimasto molto colpito, perché normalmente questa è la mia prima volta che faccio una cosa del genere. In genere evito proprio di fare di promuovere qualcosa. Questa volta in particolare mi ha colpito perché c'è un gusto unico, ecco, che si accosta anche un po' alla mia personalità. Perché non è facile trovare il gioiello per uomo, perché a volte si rischia di essere eccessivi o magari troppo minimalisti. Qui c'è un giusto connubio e quindi è stato un onore per me fare, ecco, da testimonial agli aragonesi. Io, ripeto, trovo veramente particolare il gioiello da uomo, in questo caso aragonese, e lo dico senza essere per forza retorico, perché sono qua per questo, ma lo dico perché ci credo veramente. La bella Sicilia ti ha accolto, cos'è per te la Sicilia? Beh, la Sicilia è tutto, è stata madre anche delle mie origini sotto certi punti di vista, anche perché il mio lontano avo, lontanissimo oserei dire, perché stiamo parlando del 1120,
è stato un conquistatore normanno sceso qua in Sicilia e ha pensato bene anche nel suo passaggio di portarsi via il Barbarossa, Federico, insomma il Barbarossa del Piccoletto, e se l'è portato qua e insomma è stato un po' perseguitato, è stato pure bastonato e poi se n'è ritornato su piano piano. This is the soundtrack of